Buongiorno e ben trovati dal Pallarmeni di Follonica, in pista per la 17ª giornata del campionato di Serie A2 Iren Follonica e Hockey Prato. Vediamo le formazioni con il Follonica con Marco Mognini numero 10, il numero 2 Adriano Maggi, il numero 9 Francesco Margheriti, il numero 3 Lorenzo Masini, il numero 5 Edoardo Fabbri, il numero 6 Alberto Capiddu, il numero 7 Alessandro Agresti, il numero 8 Jacopo Mariotti, il numero 4 Mattia Polverini, il numero 23 Alessandro Agrossi. Allenatore Franco Polverini. Risponde il Prato con il numero 1 Alessandro Vespi, il numero 3 Lorenzo Capuano, il numero 5 Maurizio Baldesi, il numero 6 Tommaso Benelli, il numero 8 Lorenzo Mugnai, il numero 21 Alberto Capuano, il numero 3 Lorenzo Capuano, il numero 99 Andrea Poli, il numero 11 Andrea Santoro, il numero 10 Francesco Vespi. Allenatore Enrico Bernardini. Qui è Cristian Moda che vi parla dal Pallarmeni di Follonica, appunto. Con me, come al solito, dopo tante giornate, avevo il tecnico e rappresentante della federazione Alberto Aloisi. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te per partecipare a questa ennesima partita di Serie A2 e ricordiamo che nelle ultime giornate non siamo stati presenti e ci rifaremo in questa telecronaca per i nostri fan. Speriamo. Per quanto riguarda la classifica abbiamo il Iren Follonica al quinto posto, il Prato invece al settimo posto, quindi penultima giornata del campionato di Serie A2, Si parte con il numero 6 Tommaso Benelli che la dà al numero 3 Lorenzo Capuano che tenta subito il tiro. Alberto, subito un'opinione, che partita sarà questa tra l'Iren Follonica? Diciamo non ha molto valore per la classifica, però comunque è sempre una partita di hockey. Ma sai, perdere non piace assolutamente a nessuno. È una partita che dal punto di vista della classifica non ha più tanto da dire, perché entrambe le formazioni hanno ottenuto i risultati di classifica che si attendevano. Ma è sempre comunque un piccolo derby, sono squadre che si conoscano, il Prato è una squadra esperta, il Follonica è una squadra più giovane e penso che ci sia da divertirsi, dico la verità. Sono d'accordo, le partite di hockey di questi ragazzi sono sempre partite divertenti, comunque sia il risultato. Vediamo che è rientrato in pista il capitano Alberto Capiddu con il numero 5. Intanto è il Prato che attacca con Tommaso Benelli. Prende subito la pallina l'Iren Follonica che va in contropiede proprio con il capitano Alberto Capiddu, la dà a Fabbri. Fabbri scarica lungo la sponda a Mattia Polverini e tenta subito di sorprendere il portiere del Prato, il numero 10 Francesco Vespi, ma nulla di fatto, quindi torna in possesso di palla il Prato. Si riprende con il numero 3 che però non esce dalla sua metà nel tempo utile, quindi l'arbitro fischia la punizione contro. Mariotti per Capiddu attende un movimento e allora non trova nessun compagno e si muove, la dà a Mariotti. Si accentra Capiddu e dritto per dritto, la sua politica ormai si sa, quella è Capiddu, come vede la porta, dritto per dritto e via. Si riprende con il Prato e però conquista la palla e va in contropiede. Mentre al centro si mette il numero 21 Alberto Capuano, tenta un passaggio ma nulla di fatto e allora Follonica torna ancora in possesso di palla. Bellissimo il passaggio di Capiddu, no look a Francesco Margheriti. Rammentiamo noi il quintetto iniziale del Follonica. Abbiamo in porta il numero 10 Marco Mognini, poi il numero 6 Mattia Polverini, il numero 8 Jacopo Mariotti, il numero 9 Francesco Margheriti, che ripeto il capitano Alberto Capiddu, che ora è in possesso di pallina. La partita è partita nemmeno a farla apposta, come si diceva una volta, con ritmi lenti e compassati. Però, ma guarda, lo sai cosa ho notato? Che sia nelle partite di A1 che nelle partite di A2, con gli arrivi dei primi caldi c'è stato un calo del ritmo
di gioco abbastanza evidente. Il tempo, la temperatura incide molto sul rendimento dei giocatori. Come vedete la partita ha dei ritmi molto blandi, di quelli che non abbiamo mai visto nelle telecronache fin qui effettuate per il Follonica. Ora guardiamo un po' se la partita si infiamma, però per ora diciamo che il ritmo è abbastanza tranquillo. Come sempre si dice, basta un gol per infiammare la partita e appena arriva il primo vediamo un attimo. Intanto Francesco Margheriti nella sua metà campo prende la palla dopo un tiro improvvisato dal giocatore del Prato. Mariotti per Cabiddu. Cabiddu a Polverini, scambiano i due, salta il numero 21 del Prato, Cabiddu, e va ancora al tiro. Il tiro però intercettato da un giocatore del finiscono 45 secondi del abbiamo il numero 21 del Prato, va sulla fascia Alberto Capuano, cerca di mettere in mezzo una palla ma la difesa è attenta e torna subito un possesso di palla con Cabiddu. Cabiddu la dà a Mariotti, va Mariotti da solo davanti al portiere, prima occasione del Follonica chiarissima. Prima occasione del Follonica chiarissima, altrettanto chiarissima l'occasione che ha avuto Benelli per il Prato. Il Follonica continua nel suo gioco, che è un marcamento a uomo abbastanza aggressivo. Il Prato gioca nella maniera impronunciabile, gioca a zona. Intanto c'è stato un tiro di Alberto Cabiddu che ha preso un palo, quindi già fa suonare i pali il numero 5 del Follonica. Vediamo intanto il possesso di palla il Prato, sempre con il numero 5 Maurizio Baldesi, conquista però la palla il Follonica ancora con Mariotti che la dà a Cabiddu. Cabiddu tenta il tiro ma poi va con un appoggio accompagnato, ma nulla di fatto per il portiere. È stata un'occasione che Alberto non ha finalizzato al meglio, insomma poteva sicuramente fare meglio in questa occasione. Ancora il Follonica con Mariotti che conquista palla, non crede però alla riconquista, sì, adesso sì, va attento, un altro schiaccio da dietro porta. Ottimo, ma il portiere si fa trovare pronto Vespi e respinge la pallina. Però il Follonica ha sempre il possesso di palla con Mariotti. Mariotti esce per Cabiddu. Cabiddu si accentra e va al tiro ancora. Intercetta Mattia Polverini, ma la deviazione non è sufficiente per andare in porta. E allora si riparte con sempre Cabiddu. Cabiddu ancora al tiro, Cabiddu. E va però il Prato in contropiede con Baldesi, va al tiro ma Mugnaini si fa trovare pronto e respinge subito e quindi si riparte ancora con Cabiddu. Cabiddu scambia con Mariotti, si accentra Cabiddu, controllato Cabiddu da Benelli e niente di fatto. Ancora occasione per Baldesi e Capuano, lo scambiano i due ma non sono precisi e quindi nulla di fatto. Ancora Cabiddu per Polverini, mette in mezzo al volo una palla ma non riesce nell'intento di servire il compagno Margheriti. E allora il Prato ancora con Baldesi alza la testa ma non trova un compagno libero, quindi dietro per Capuano per Benelli ancora a Baldesi si accentra, va per dare un passaggio filtrante a Capuano ma non a Benelli, scusatemi, ma Benelli non capisce il compagno e quindi nulla di fatto. E quindi Follonica ancora in possesso di palla con Mariotti gira per Cabiddu alza la testa, pronto al tiro ma ci ripensa e la dà a Margheriti ritorna verso Cabiddu per Mariotti, gira il Follonica in maniera veloce, va l'occasione del passaggio di Polverini a Mariotti, rivediamo da replay con Mariotti che dà la palla a Polverini mette in mezzo la palla, arriva Mariotti ma non è preciso per battere a rete e quindi nulla di fatto. Però il Follonica è sempre in possesso di palla, ancora Polverini va nel mezzo ma non riesce a essere pericoloso con il tiro, quindi si riparte con Margheriti a Mariotti, arriva Cabiddu che gira ancora per Margheriti a Cabiddu, girano i due, stavolta Cabiddu sceglie Mariotti che va in accelerazione verso Polverini si accentra e va al tiro ma rimpallato da un giocatore del Prato. Mancano 17 minuti alla fine del primo tempo, risultato sempre fermo sullo 0-0
non tantissime occasioni, tiri dalla distanza, ma come diceva Alberto prima il ritmo è molto blando. Il ritmo è blando anche perché sicuramente la zona passiva e accorta del Prato sta mettendo un po' in difficoltà l'attacco del Follonica, che cerca di penetrare la difesa laniera attraverso una serie di blocchi posti intelligentemente da Mariotti, che cerca di liberare lateralmente il tiro dei propri compagni di squadra. Ma come vedete, guarda, proprio in questo momento la fotografia è plastica. Il Prato è una zona neanche tanto aggressiva, il Follonica cerca di allargarla, spesso tornando nella propria metà campo per trovare spazio, ma in questo momento un pochino di difficoltà, diciamoci, ci sono, e ci prova sempre Habiddu, che ha un tiro molto preciso, ma se non è inserito in un contesto dinamico non riesce ad essere efficace come altre volte. Questo lo diciamo per le persone a casa, né più e nemmeno per cercare di rendere chiara e intellegibile la gara, né più e nemmeno. Ora è chiaro, è in contropiede, è il contropiede la chiave di volta della partita, no? Infatti in questo momento Mattia Polverini, scusate, è stato molto pericoloso. Come pericoloso Baldesi in questo momento, Mugnaini invalicabile, insuperabile. 0-0 a 16 minuti dalla fine del primo tempo. Sono passati circa 10 minuti di gioco, l'equilibrio è stato abbastanza... È bellissimo perché quando prende la parola Alberto alle Vaglia ci vuole quasi l'estrattore, perché se no parli solo te. Ma allora mi hai chiamato, se devo chiamare, mi sentivo da casa e si era a posto, no? Va benissimo, sì, l'eloquenza di Alberto è famosissima ormai a livello internazionale, credo, quindi nessuno si stupirà, chi lo conosce non si stupirà, anche chi non lo conosce, insomma, si sente. Quindi si riparte. Intanto veniamo alla partita con Polverini che va al tiro dalla tre quarti. Chi lo conosce non si stupirà, chi lo conosce non si stupirà, chi non lo conosce se la piglia a male. Ecco intanto lo scambio tra Polverini e Margheriti, che va al tiro, ma niente di fatto ancora. Occasioni maggiori a questo punto io potrei dire per il Follonica, però diciamo molto fievoli come incisione, quindi niente di fatto ancora. Sempre 0-0. Polverini riconquista palla da Mariotti a Habiddu tenta l'incrocio con Margheriti, ma infatti Polverini, Franco, si sta ridisegnando la lavagna alla partita, quindi si riparte con Habiddu a Margheriti lateralmente per Mariotti a Polverini, ancora va al tiro, ancora Polverini. Va ancora al tiro Polverini, riconquista palla lo stesso e va a Mariotti. Polverini ancora attaccato dal giocatore del Prato, dal numero 21 Capuano, ma Habiddu è più svelto e soffia la palla e si riparte in contropiede. Mariotti si accentra, Mariotti tenta il tiro ma intercettato dalla un stick del Prato e quindi assolutamente nulla di fatto. Habiddu alza la testa, i giocatori, come diceva Alberto, si riposizionano del Prato nella zona loro e quindi Follonica gira palla cercando di scardinare, questo è, riesce Habiddu ad andare al tiro, salta bravissimo Habiddu, salta Benelli e va al tiro, ma il tiro purtroppo non preciso e quindi non riesce a prendere lo specchio della porta. Nulla di fatto, erroneamente suona la sirena e tutti si fermano, ma niente di fatto, c'era la richiesta del time out, ma pensavano che fosse fatto e quindi... Questa azione ha avuto dell'incredibile, perché il timer è andato avanti, c'è stata la sirena, si sono fermati tutti, lo stesso Baldesi del Prato, e poi ha capito che l'arbitro non gliene fregava niente è andato davanti al portiere. Bellissimo, è uno schema. Meno male in porta c'è Marco Mugnaini, signori, insomma uno dei talenti. Ecco il gol, finalmente a forza di tirare dritto per dritto arriva il gol del numero 5 folonichese Alberto Habiddu. E potrebbe essere la chiave di volta della partita, perché poi quando le difese si scardinano tendono ad aprirsi, e per cui la partita è ancora molto lunga in verità, però insomma un gol c'è stato e il Prato ora non dovrà sicuramente solo attendere il Follonica. Certo. Intanto vediamo dall'inquadratura il tecnico Franco Polverini che sta indicando ai suoi giocatori i movimenti da fare per scardinare quella che è appunto la tattica del Prato.
Voglio spendere due parole per Alberto Capiddu. Lo diciamo sempre, però questa squadra da quando è entrato Alberto Capiddu è salita di categoria, è salita di qualità e Alberto è sempre incisivo in qualsiasi situazione, anche facendo crescere i suoi compagni, dal mio punto di vista. Alberto si è messo a disposizione della squadra, come vedete anche in questo momento sta collaborando con l'allenatore. Per un ragazzo, insomma, tutto sommato scendere dalla 1 quando si hanno certe ambizioni, trovarsi in A2, ripartire da capo non è facile. E invece forse ha trovato una maniera anche per trovare un nuovo divertimento, una nuova maniera di essere partecipe all'interno della squadra. Si è messo a disposizione dei compagni con il suo modo di fare, che è comunque un modo di fare molto fantasioso, a tratti estemporaneo, però è innegabile che abbia dato un grande contributo alla squadra, perché la qualità secondo me è di un'altra categoria. Sono d'accordo e ci ho tenuto a dirlo perché insomma Alberto si merita questo. E nel frattempo c'è stata un'occasionissima per il Prato, ma un altro talento in porta, Marco Mognaini, è riuscito a intercettare, anzi spostando anche la porta sua, quindi nulla di fatto, per ora si rimane fermo solo l'1-0, si riparte in contropiede. Margheriti al tiro debole, però il tiro di Margheriti, il portiere Vespi non ha nessuna difficoltà a respingere. Nel frattempo per il Prato è entrato il numero 11 Santoro, ancora però il quintetto del Follonica, Franco Polverini non ha fatto nessun tipo di variazione. Nel frattempo un fallo il Prato gira palla, va ancora da tiro dalla distanza il giocatore del Prato, ma il Follonia riparte in contropiede con il velocissimo Francesco Margheriti. Altro giovane talentuoso del Follonica, Mattia Polverini. Da ancora Alberto Capiddu che va, non sente storia, ma gli arriva l'occasione, vede la porta, Alberto tira e via. Sì, ma Alberto fa bene anche perché spesso ci riesce. E perché comunque qui fra poco c'era anche la ribattuta da parte di Francesco Margheriti. Eccolo ancora l'intercettazione di Mattia Polverini, la dà a Capiddu che ancora va al tiro e tenta due volte, ma Vespi respinge. Uomo assist stavolta Capiddu, ma non riesce nelle sue, quindi il Follonica perde l'attimo e quindi si riparte con una punizione per l'overtime del tempo. Il Prato con il numero 3 Capuano va al tiro, ma ancora non spinge in contropiede. Capiddu in contropiede, non riesce a intercettare, si stende il numero bravissimo in questa occasione, il numero 10 del Prato. Il contropiede è bellissimo perché c'è stato un rilancio di Polverini in un attimo, in due passaggi, in un passaggio il Follonica è arrivato in porta. È stato un bellissimo contropiede e potrebbe essere la chiave di lettura della gara, perché se giochi contro una difesa chiusa è ovvio che il contropiede diventa centrale. Elogi anche il portiere del Prato, si è steso vedendo il numero 5 del Follonica a 300 all'ora nella sua direzione, si è steso e gli ha impedito appunto di portare a 2 il risultato del Follonica. Quando mancano 11 minuti e 50 secondi alla fine del primo tempo, il punteggio è fisso sull'1-0. Partita correttissima direi, perché soltanto fischiati 2 falli per il Follonica, 0 falli per il Prato. Quasi non sembra una partita di hockey. Si riprende con il numero 8 del Prato Mugnai attaccato da Mariotti riesce a recuperare palla e ancora dà subito a Capiddu, che però è interrotto nell'azione da Santoro, che va da solo Santoro, ma in la difesa dell'Iren Follonica che è attenta con Margheriti scambia non in maniera precisa con Capiddu e quindi nulla di fatto. Ancora il numero 3 del Prato, ma intervento difensivo ottimo di Mariotti che toglie palla dalla stecca e quindi ripartono in contropiede, che crea ancora l'occasione, ma si riparte sempre il Prato con Baldesi ancora si ferma, controllato da Margheriti che gli soffia palla, anzi intercetta la palla. Polverini va verso la porta avversaria, va al tiro Polverini dopo aver subito un fallo che l'arbitro ha lasciato andare per il vantaggio, segnalando comunque il fallo per il Prato, e arriva il pareggio del Prato con Mugnai.
la prima disattenzione difensiva e arriva al pareggio del Prato. Rivediamo il replay, si parte in contropiede con Santoro, da palla a Mugnai. Capito, non chiude benissimo e sorprende. Io penso che Alberto abbia toccato la pallina e la pallina abbia cambiato impercettibilmente la traiettoria, perché non è da Mugnaini prendere un gol sul primo palo, per quanto il contropiede sia stato pericoloso. Comunque 1-1, tutto sommato fin qui ci può stare, anche se il Follonica ha avuto una leggera supremazia per quello che si è visto fino a questo momento. Ancora il Follonica gira palla per scardinare la zona. E quando ritorna in parità, ritorna alla partita che abbiamo visto all'inizio, con la zona passiva del Prato e il Follonica che cerca di scardinarla con un ritmo dei passaggi che forse va un po' aumentato. Si riparte con Margheriti. Margheriti, il nuovo entrato Maggi a Cabiddu. Ancora Maggi gira verso la destra per Polverini mette in mezzo una palla, ma Vespi intercetta e la dà a un compagno. Porta palla Baldesi porta palla intercettata però da Polverini, che parte in contropiede subito, va in contropiede con Margheriti scambia ancora con Polverini, allora Polverini va al tiro da centro area ma niente di fatto. Polverini ancora in possesso di palla, gira dietro porta Polverini, tenta un alto e schiaccia, ma Baldesi del Prato intercetta l'alto e schiaccia, quindi... Anche qui l'idea era giusta, ma la velocità di esecuzione, la velocità di pattinaggio deve essere superiore se si vuole essere pericolosi, e poi gli si dà anche contropiedi. Eccolo qua. Fortunatamente Maggi intercetta, disturba quando va al tiro Santoro e quindi niente di fatto. E si riprende ancora il nostro giro. Cabiddu intercetta palla, salta Cabiddu, salta Mugnai, ma poi tiro debole e Vespi è pronto per respingere. Scambiano. Ottimo assist, ottima azione direi del Prato, bellissimo l'assist di Mugnai. Rivediamo il replay. Mugnai porta palla, dà la palla a Santoro la mette al mezzo e il numero 99 segna al volo, Poli segna al volo, 2-1 per il Prato. Nella seconda parte del primo tempo la partita fin qui è segnata, e non lo dico perché la cosa mi piaccia, ma è segnata dal vecchio sano catenaccio e contropiede. Sì. Perlomeno quello che si è visto fin qui, quello che si è visto è un catenaccio e contropiede. Il Follonica ora riordinerà le idee, perché comunque uno dei rischi è quello di, quando si gioca contro una zona chiusa, è quello di mandare in contropiede gli avversari, e se c'è una cosa che non devi fare quando giochi contro una zona è mandare in contropiede l'avversario. Questo il Follonica non lo deve fare, assolutamente, a costo di, guarda, buttare via la pallina, superare 45 secondi e dare all'avversario. Si riprende con il Prato, con Santoro che la dà al Poli prende palla, cerca di metterla in mezzo, ma Cabiddu intercetta e riparte ancora, e la formazione del Prato si rischiava nuovamente a zona con il Follonica che gira palla con Fabbri a Maggi a Fabbri ancora, che la gira per Cabiddu, ancora Cabiddu a Fabbri che la dà a Polverini, scambiano i due, Fabbri va al tiro ma intercettato da un giocatore del Prato.
Cabiddu si accentra, bellissimo il tiro accompagnato di Cabiddu che cercava di sorprendere il portiere del Prato, ma niente di fatto ancora. E ancora Cabiddu per Fabbri sulla sponda, si accentra Cabiddu, cerca di mettere in mezzo una palla per Fabbri ancora, ma il numero 7 del Follonica ci arriva ma non ha la deviazione giusta per andare poi a rete. Nel frattempo Valdesi va al tiro e Mugnaini risponde e si riparte il Follonica in contropiede con Polverini che mette in mezzo una palla ma non trova nessuno per la deviazione e si riparte ancora con Maggi per Fabbri gira per Polverini per Maggi punta all'uomo, Maggi va al tiro ma prende nelle gambe il numero 8 Mugnai. Allora si riparte con Fabbri per Cabiddu. Fabbri si accentra per Maggi per Fabbri ancora, girano i due, va al tiro perché mancano 3 secondi alla fine dell'azione di gioco per il Follonica e invece si riparte perché un giocatore del Prato ha toccato palla e quindi si riparte 45 secondi. Si gira ancora con Fabbri va al tiro, intercettato dal numero 99 Poli e respinge. Cabiddu per Maggi va al tiro, cercando la deviazione di Polverini che era davanti al portiere. Bellissimo intervento difensivo di Adriano Maggi che intercetta al volo una palla e va Cabiddu alto sopra la porta. Poteva essere l'occasione giusta per andare a rete, dico bene Alberto? Sì, poteva essere l'occasione giusta, occorre qualche numero, occorre qualche colpo di genio, occorre un po' di fantasia, occorre anche un po' di audacia all'interno di una partita in cui ad oggi, perlomeno per quello che si è visto fin qui, occorre pazienza, perché il Prato è rinunciatario, ti aspetta al varco e prova a colpire in contropiede. La partita può essere sbloccata da degli episodi ma anche da tanta pazienza. Intanto attacca il Prato ma il Follonica attento con Maggi, riprende subito palla, va Cabiddu in mezzo a due ma non riesce a filtrare il passaggio, 2 contro 1 per il Prato. Fortunatamente per il Follonica il numero 8 Mugnai non riesce ad essere incisivo e quindi Mugnaini mette al lato. Il Prato ha gestito malissimo questo contropiedi perché poteva essere una situazione molto pericolosa. Nel frattempo Mattia Polverini è uscito per dar spazio a Lorenzo Masini. Si riprenderà con una rimessa in gioco da parte del Prato con Santoro. Santoro si accentra, scambia con Poli per Valdesi. Però il Follonica torna in possesso di palla con Cabiddu a Maggi a Masini a Fabbri per Maggi, va al tiro, si accentra e va al tiro con il portiere che smanaccia e la spinge all'angolo e quindi Follonica torna in possesso di palla con Cabiddu e Maggi torna però al tiro e quindi niente di fatto però per un fallo che il Follonica ha commesso nei confronti del Prato. Quindi Valdesi in possesso di palla, perde però palla il numero 5 del Prato e la riconquista Maggi per il Follonica la dà a Masini scarica per Fabbri e va a centrarsi in mezzo alla difesa il numero 4 del Follonica aspettando l'occasione giusta per andare o a ribattere a rete un tiro di un suo compagno. Ecco il tiro da Cabiddu e arriva il gol di Cabiddu. Gira il gol è arrivato. Gira il gol è arrivato. Qui un po' di colpa del portiere c'è. Il tiro non era dei più forti. Non mi è sembrato che rivediamo replay nel frattempo. Il portiere fosse particolarmente coperto dalla visuale. Va bene, 2-2 ci sta, giusto, perché sicuramente il Prato ad oggi per ora non meritava di essere in vantaggio. Ora qui l'occasione è anche abbastanza importante. Occasione ancora per il Prato, uno scambio al volo tra Poli e Santoro è andata al tiro ma Mugnaini ancora una volta respinto e si riparte ancora con questo
con questa routine dei 4 giocatori fermi in zona del Prato, e il Follonica gira palla tra i 3, mentre il quarto giocatore del Follonica è in mezzo all'area e cerca la respinta o di un tiro o di un... Si prende col Follonica, va con Fabbri. Fabbri cerca di saltare l'uomo, mette un tiro assist in mezzo, ma niente di fatto. Però recupera lo stesso palla il Fabbri. Fabbri la dà dietro a Maggi. Maggi a Cabiddu. Maggi a Cabiddu, va in sovrapposizione Maggi, ma intercettato dal numero 5 Baldesi. Non riesce a fare niente di che. Quindi però il Prato su un'altra occasione per Baldesi ancora, ma Follonica è attento in difesa e si riprende la palla e si ricomincia il giro. Cabiddu a Maggi. Maggi va al tiro, Maggi non preciso, passa la pallina ma non è nello specchio della porta, quindi niente di difficoltà. Fabbri attaccato da Baldesi, riesce a recuperare palla da Masini. Masini perde palla, la recupera il Prato, in contropiede va Capuano, Capuano in contropiede si accentra, finta il tiro Capuano, ma Poli non capisce che era un passaggio e quindi Follonica torna in possesso di palla con Masini, che aveva messo un ottimo assist per il compagno Adriano Maggi, ma non era pronto e quindi arriva un fallo per il Prato e il primo time out. Quando manca 1 minuto e 59 secondi, pareggio fermo, punteggio fermo sul 2-2. Diciamo che la tattica della zona è una tattica che ammazza la partita, perché comunque non c'è divertimento, non c'è gioco, c'è soltanto da attendere l'errore di parte di qualcuno, o in fase difensiva di chi pratica la zona o in fase difensiva di chi attacca e concede il contropiede. Sai, io penso che anche il Follonica si sia trovato un po' sorpreso da una difesa così passiva, perché vedo che i ragazzi spesso ragionano, parlano fra di loro. Franco dà continuamente indicazioni per provare a scardinare questo tipo di difesa, che è una difesa molto passiva, tra l'altro anche un quadrato, neanche un rombo, è un quadrato molto tradizionale, dove il Follonica fa degli smistamenti centrali e cerca di porre una punta davanti al portiere del Prato. Chiaramente per noi che guardiamo la partita, noi fin qui non ci siamo divertiti molto, diciamocelo, perché ci piace anche divertirci, però il primo tempo Verissimo. sta finendo un po' come è iniziata la partita. Sì. Ripeto, mancano 1 minuto e 59 secondi alla fine del primo tempo. Le ultime indicazioni per le panchine ai loro giocatori. Si riprende una rimessa in gioco da parte del Follonica. Si incarica Fabbri della rimessa in gioco, la dà a Cabiddu. Cabiddu va con passo molto lento verso l'area, verso la metà campo del Prato, e girano palla i giocatori con Fabbri, la dà a Cabiddu. Cabiddu la gira per Margheriti, chiede velocità il tecnico, ma i ragazzi non rispondono alle indicazioni del tecnico, mi sembra. Quindi il Prato torna in possesso di palla con Poli. Poli e punta Cabiddu, si ferma Cabiddu, non concede spazio, la dà Baldesi. Baldesi a Capuano, Capuano ancora a Baldesi, scambiano i due, scambiano anche con Santoro e i 2 assist, ma è costretto il Prato a tornare indietro con Baldesi. Si accentra Baldesi, la dà a Capuano. Capuano tenta un assist ma non si capiscono i due, quindi la pallina torna in possesso del Follonica con Cabiddu. Cabiddu alza la testa, diciamo non si affannano per andare a cercare l'azione. Ma non è che non si affannano, hanno il timore di sbagliare e di essere colpiti in contropiede, e per cui ovviamente ragionano, insomma ci pensano a quello che fanno e i ritmi di gara si abbassano ulteriormente. È ovvio, guarda qua, hai sbagliato e ora sei in contropiede. Questo è un 2 contro 1, mica pizze e fichi, Questo è il problema quando giochi una difesa così passiva, cioè, ce lo siamo commentati in diretta, e perciò il Follonica ovviamente ora rallenta ancora di più la zona perché ha timore, cioè l'attacco perché ha timore.
Pizza e fichi, io mi ricordavo salsiccia e birra. Ora sta a vedere pizze, via, su. Un vecchio film di Val Spencer e Teresini, c'aveva la salsiccia e birra. Non me la passi La una, macchina. non me la passi una stasera, non me la passi. Intanto vediamo Fabri che va al tiro, respinge Onicosciale, il numero 10 del Prato. Ancora vedi, altro contropiede, attenzione, arriva nulla, perché fortunatamente per il Follonica Santoro sbaglia, rivediamo un attimo il replay, si riparte in contropiede, vediamo che appunto Capuano va in contropiede, Santoro no, nel momento in cui serviva il contropiede è andata via l'immagine e quindi il dubbio resta. Comunque non si è capito se ha sbagliato il portiere, comunque, se ha parato il portiere, scusate, questa partita, se ha preso un palo, se... Cristian, se mi permetti, questa partita va inserita in un contesto più generale, perché pian pianino si incominciano a rivedere le zone in giro. Cioè noi, anche io parlo di me che sono un tecnico, noi dobbiamo riprepararci a questa storia. Cioè noi non possiamo di andare dal lunedì alla domenica, al sabato in pista con le metodologie che abbiamo avuto, perché io penso che di queste situazioni, di queste zone più o meno passive, a romba, a quadrato, pressanti e non pressanti, noi saremo destinati a rivederle. Perché? Perché non sono casi isolati, l'abbiamo visto nei playoff del Follonica di A1 in occasione del Grosseto, lo vediamo qui stasera, nei settori giovanili spesso noi assistiamo a delle zone addirittura spesso in elusione dei regolamenti, esatto, che fino all'Under 13 vietano la zona e tutti giocano a zona. Per cui giusto o sbagliato, anzi dal mio punto di vista anche sbagliato, perché a me la zona non piace, anche non fosse altro perché sono figlio di uno di quelli che forse ha portato il marcamento a uomo in questa disciplina e qualcuno gliel'ha pure riconosciuto, però giusto o sbagliato noi dobbiamo riprepararci a riattaccare certi tipi di situazioni, anche perché credetemi, io vengo da questo mondo, sono vecchiotto, ho 50 anni, per cui a miei tempi si giocava tutti a zona, queste sono zone neanche fatte tanto bene, se fossero veramente perfette, oggi come oggi noi attaccarle sarebbe molto complicato, perciò dobbiamo appunto prepararci a un cambiamento, poi che questo cambiamento sia un ritorno al passato, sia nostalgico, non lo sia, poco importa, questo è, così è se vi pare. Certo, senti eccitazione e comunque posso aggiungere soltanto che anche prepararsi, ma il tecnico deve essere pronto a capire quando è il momento di cambiare strategia anche all'interno della partita stessa. Un saluto da tutti quanti qui dal Palarmeni alla fine del primo tempo, punteggio sempre fermo sul 2-2, ci sentiamo alla fine al secondo tempo. Saluti a tutti.
Buongiorno di nuovo per l'inizio del secondo tempo qui al Palarmeni tra Follonica e Prato per la 17ª giornata del campionato di Serie A2. Punteggio dopo il primo tempo fermo sul 2-2. Abbiamo già analizzato insieme al nostro commentatore tecnico Alberto Aloisi quello che è il risultato della partita. Si riprenderà con la rimessa in gioco del Follonica, Mattia Polverini sul dischetto con quintetto iniziale, il primo quintetto che era iniziato, ha cambiato il portiere, no, sempre Marco Mugnaini in porta con Mattia Polverini, Alberto Capiddu, Jacopo Mariotti e Francesco Margheriti. Mariotti gira per Margheriti torna indietro per Capiddu va verso il centro, Mariotti mette in mezzo una palla, c'è un fallo che però l'arbitro non ravvede, quindi niente di fatto. Il Prato attacca in contropiede, ora però il Follonica attacca ancora in contropiede, va a Capiddu, dà l'assist a Margheriti che prende la palla al volo ma non dà forza al tiro e quindi nulla di fatto. Capiddu per Mariotti si accentra, scarica per Margheriti va verso il centro, scarica su Capiddu va al tiro, il portiere si fa trovare pronto, il Prato riparte in contropiede con Benelli scivola e la Follonica torna in possesso di palla con Capiddu scarica Mariotti si ferma perché il Prato si rimette nella posizione, si è detto tutto il primo tempo, di zona e quindi niente di fatto. E riparte però il Prato in contropiede con Capuano attaccato da Mariotti e raddoppiato da Polverini, riesce il Follonica a riconquistare palla e va in contropiede con Margheriti però non sfrutta la sua velocità per andare in contropiede, si ferma e aspetta l'arrivo di Mariotti che scarica per Capiddu si accentra, scarica su Margheriti sulla sponda e quindi ancora per Mariotti si accentra, va al tiro ma niente di fatto, va a Capiddu però è il primo a prendere palla, cerca un tiro ma non è preciso e quindi niente di fatto. Polverini intanto per Margheriti si ferma perché non riesce a trovare il varco giusto da Mariotti che va al tiro ma il portiere respinge, un attimo di concitazione ma la pallina viene respinta dall'area del Prato e si continua a girare. Ancora Capiddu per Mariotti va al centro, si ferma Margheriti, va al tiro e il portiere del Prato ci mette il guantone e respinge e si riparte ancora. Margheriti sarà il leitmotiv di tutta la partita questo, salvo che il Follonica non vada in vantaggio almeno di 2 reti, questo sarà il leitmotiv di tutta la gara. Il Follonica sta provando a prendere degli accorgimenti facendo dei blocchi sulla prima linea del quadrato difensivo del Prato, ci sta provando con modesti risultati semplicemente perché i ragazzi fin qui non mi pare ci siano tanto abituati, però un ragionamento negli spogliatoi nell'intervallo c'è stato sicuramente, infatti Franco sta dando, vedi Mariotti che blocca sulla palla e scarica dalla parte opposta per Capiddu che ha tentato il tiro di prima, cioè ci sono dei ragionamenti in atto, è un po' un work in progress, mettiamolo come una sorta di esperimento. Vediamo le indicazioni, sentiamo, anzi voi non so se lo sentite ma noi sentiamo le indicazioni del tecnico Franco Polverini ai suoi giocatori per cercare di eludere questo schema di gioco e va Capiddu da solo però chiuso da 2 giocatori ovviamente del Prato e ripartono in contropiede con Baldesi si ferma attaccato subito da 2 giocatori del Follonica, in contropiede Capiddu, la dà a Polverini che va al tiro al volo, bellissimo tiro a Polverini, risponde lo stesso con una parata a Vespi del Prato, ma il Follonica torna in possesso di palla ancora Margheriti per Polverini che sfortunatamente per il Follonica non era nella condizione giusta per battere a rete, ancora un contropiede, 2 contro 1, fortunatamente il passaggio tra un giocatore e l'altro non è stato di migliore e quindi il Prato nulla di fatto. Ecco ancora da solo il giocatore del Prato si trova a tu per tu con Mugnaini in porta che però respinge facilmente l'attacco del numero 5 Baldesi. Ancora Capiddu mette in mezzo da Polverini che mette in mezzo per Margheriti che sopraggiunge per cercare di spingere a rete ma niente di fatto.
si riparte ancora con un contropiede del Prato, però Mariotti ferma in tutte le maniere il giocatore del Prato e quindi si riparte con una rimessa in gioco dopo un fallo per appunto i giocatori pratesi. Va al tiro Capuano Alberto, ma bellissima azione di scardinamento tra il numero 6 Mattia Polverini, il numero 5 Alberto Capiddu, ma il tiro non è preciso e quindi niente di fatto. Capiddu gira ancora la palla al Follonia con Capiddu a Polverini. Capiddu però si fa soffiare la palla da Baldesi e va in contropiede con Capuano, attaccato però Baldesi da Mariotti, perde palla e niente di fatto. Scambiano i giocatori del Prato, sempre in possesso di palla con Baldesi e scarica dietro per Mugnai. Mugnai la dà ancora a Baldesi a l'altro Capuano. Ma che poi così facendo il Prato, che a livello atletico non è mai stata tra le squadre più performanti della 2, e così risparmia anche energie, perché in attacco sono anche tutto sommato a volte anche abbastanza frizzanti, anche perché la difesa del Follonia si sta giustamente allargando nel tentativo di recuperare palla, e per cui insomma la partita perlomeno qui, fin qui è curiosa, ma qui c'è tra l'altro una cosa che si nota, questa è roba più una roba pallosissima da addetti ai lavori, non è soltanto banalmente una questione di schemi o di modulo di attacco o di difesa, è che dei ragazzi abituati a giocare contro le difese a uomo si muovono, hanno una postura, hanno un modo di gestire la pallina e di pattinare che non è adatto a una difesa, a controbattere una difesa a zona, cioè c'è da fare un bel lavoro, Intanto il Prato ritorna in possesso di palla e va in contropiede va in azione con Baldesi, attaccato e raddoppiato subito dal Follonia, da Mariotti e Polverini che riconquistano palla. Mariotti subito lancia Margheriti, attaccato Margheriti da Capuano, però Margheriti riesce a tenere pallina e quindi si riparte ancora con il giro. Quindi Mariotti va verso l'area, scarica dietro Malaccio per Margheriti recupera la palla, ma passano i 5 secondi e quindi niente di fatto. Passati già 7 minuti del secondo tempo, punteggio sempre fermo sul 2-2. Che guardi Alberto, le indicazioni che dà il tecnico del Prato? C'aveva un attacco di nostalgia, a dirti la verità. Sono sincero, perché comunque, no, non c'è da ridere. Io guardavo il Prato perché io ho giocato 5 anni nel Prato, per cui, cioè, è ovvio, no? Riguardavo un po' quella maglietta che mi ha appartenuto per molto tempo. Tra l'altro mio babbo ha allenato 8 anni il Prato. E per cui insomma stavo riflettendo banalmente, ero un po' distratto, no? E allora scusa, ti ho chiamato in causa ma mi ha interrotto un momento emotivo. Cioè io francamente, cioè, no, è una roba, guarda, pensare te, cioè, un momento emotivo sul te. Prato, via. Niente, si riprende, finito il time out, si riprende con il gioco, con la pallina in possesso di palla del Prato, perché erano passati i secondi necessari. Si riparte sulla pallina Benelli la dà a Capuano scarica per Baldesi tenta un tiro ma niente di fatto. Allora Follonia riparte contropiede con Mariotti a Polverini attaccato dall'altro Capuano e non riesce a dare al tiro. Allora si riprende con Margheriti a Mariotti a Polverini va al tiro, bellissimo il tiro di Polverini che però il portiere intercetta, respinge la pallina, però resta lì e non è sveltissimo Margheriti a battere a rete, quindi nulla di fatto. Si riprende, il punteggio sempre fermo sul 2-2. Capuano va al tiro, stavolta Lorenzo va al tiro, ma Mugnini è già sempre pronto. E allora Mariotti mette in mezzo una palla, stava per prendere
alla sprovvista il portiere del Prato, ma Baldesi riesce a portare palla e niente di fatto. L'arbitro fischia un fallo contro il Follonia, fa il punteggio dei falli 6 per il Follonia, 2 per il Prato. Senti, però ti dico una cosa, ci sta tutto, però il Prato non può continuare a giocare in maniera così speculativa, cioè non può solo sperare nell'errore del Follonica, perché poi tanto prima o dopo prendi gol. Prima o dopo prendi gol. Questo è proprio il classico giochino dietro porta da distrazione difensiva. Purtroppo il Follonia è stato punito. Ritmi lenti e il Follonia si è allentato con i ritmi lenti del Prato. Giochino dietro porta, Baldesi scarica dietro e segna Santoro, se non sbaglio, che ha segnato. Sì, mi sembra Santoro. Quindi si riparte 3-2 per il Prato, quando mancano ancora 16 minuti alla fine del primo tempo. Va Polverini, fa tutto da solo, Polverini salta, riesce a scardinare in area, arriva il fischio dell'arbitro, non si sa cosa succede, arriva un blu per tutti e due i giocatori, sia Fabbri che, rivediamo il replay, tutti e due si disturbano in area, cadono tutti e due, cominciano a darsi delle spinte, l'arbitro non sente i discorsi, manda tutti e due 2 minuti a sedere. Se si può vedere il replay, perché ora francamente la punizione, l'espulsione temporanea tutti e due mi sembra un po' eccessiva, però guardiamo un attimino, torniamo indietro, Polverini tira, vabbè, si strattonicchiano, però lo scalciano un po' anche con ma pattini, sì, dai. vabbè, ma insomma si poteva aspettare un attimino, l'arbitro dice finora ha fatto poco, me la so cavata con poco, sai che c'è, questi avessero alzato un po' la tensione della gara, le butto fuori tutte e due e torniamo tutti quanti a dormire. Però noi per pulizia di Telerona l'arbitro ha sempre ragione. Anche quando sbaglia. Anche quando sbaglia. Si riparte a questo punto con palla a 2 all'angolo, in basso a destra, si riprende con il Follonica con Polverini gira per Capido e nel frattempo è rientrato, va Polverini da solo, dà una palla a Mariotti, però gli picchia nei piedi, non riesce a controllare, quindi ci prova da solo ancora Polverini, ma niente di fatto. Ovviamente ecco il contropiede di Mariotti che cerca di servire Maggi, un'ottima palla, ma Maggi era già passato e quindi niente di fatto. Ottimo intervento difensivo, 2 contro 1 a questo punto del Follonica, con invece Capido di servire Maggi, tenta un tiro dritto per dritto al solito e va a colpire il portiere pratese. Si riparte con un'altra volta il contropiede siamo un'altra volta in area già, cioè nella metà campo del Follonica, dopo che il Prato aveva avuto un'occasione e Maggi aveva avuto, eccolo il pareggio di Alberto Capido. 3 tiri, 3 gol, tutti uguali. Alberto c'ha questo piattone, a volte sembra che Alberto tiri a portavota, perché quando tira ti mette il piatto e spacca la porta e non c'è niente da fare, o gli piega il cosciale, o gli piega il guanto, o non l'hanno visto, in A2 spesso è letale quando si mette da quella posizione. E vediamo il replay, ancora una volta gira, arriva la pallina a Capiddu che va al tiro e segna. 3-3 quando mancano 15 minuti alla fine della partita stessa. E il Prato riparte ancora con Poli porta palla, però il Follonica difende benissimo, prende palla Alberto Capiddu, cerca di servire un compagno in area, non ci riesce, va al tiro, ma il Prato difende benissimo con un pattino e quindi il Prato in possesso di palla riparte. Stavolta è Prato che tenta di macinare gioco, va Baldesi, mette una pallina al centro e l'arbitro fischia un'azione, l'arbitro fischia una punizione contro il Follonica per la trattenuta. La panchina chiedeva addirittura un rigore perché loro pensavano fosse in aria, l'arbitro non è della stessa opinione. Perché scotti il capoccione, Alberto? Ma perché secondo me l'arbitro era insicuro sul fallo che ha fischiato, alla fine ha fatto questa scelta. Il Follonia però torna in possesso di palla, si riparte con Polverini in contropiede, ho sentito un gran colpo di stecca
Tenta Polverini da solo ancora una volta, si è svegliato un po' Mattia Polverini, è già la seconda terza opzione che fa da solo e cerca di portare a casa un gol. Gira al Follonica, ancora Polverini e Maggi si disturbano un attimo, quindi Polverini è costretto a scaricare per Mariotti a Cabiddu va in area, Cabiddu tenta di sollevare la palla e saltare due uomini, ma niente di fatto, e quindi si riparte con i giocatori del Prato, con Baldesi la dà a Santoro a Poli, anzi scusate, a Benelli che va al tiro, ancora Benelli in possesso di palla, anzi no, era Mugnai, scusate. Esce la pallina e quindi si riprenderà con una rimessa in gioco per il Prato. Baldesi porta palla, attaccato da Cabiddu però Baldesi salta, va via, scarica dietro per Mugnai che la dà a Santoro va via, Maggi si trova da solo, Santoro contro Mugnaini riesce ad intervenire e quindi ora però il Follonica è in contropiede con Cabiddu la dà a Polverini che salta, tenta di saltare Baldesi ma non ci riesce, torna su Baldesi su Polverini e va in contropiede Baldesi, ottimo l'assist di Baldesi per Santoro e va al gol. E quindi lo sai, anche questo lo voglio rivedere. Rivediamo un attimo. Anche questo lo voglio rivedere perché forse la palla è cascata sul piede, sul pattino di... Non lo so, non è perché voglio, per amor di Dio, il Prato ha fatto gol, va bene, nel senso 4-3, la partita è lunga, però non lo so, forse il Follonica si protestava in maniera non del tutto gratuita. E quindi ancora sotto il Follonica per 4-3 con Maggi, però mette in mezzo una palla e non riesce a colpire al volo Mattia Polverini, anzi la prende ma non precisa, quindi sopra la porta. E quindi il Prato che in tutta tranquillità va con Santoro ancora. Santoro cerca di trovare un po' ma attaccato da Polverini e quindi è costretto a tornare indietro e darla a Poli lo stesso torna nella sua area, lancia una palla per Baldesi va al tiro, Mugnaini non si fa sorprendere e quindi respinge palla, ancora il Follonica in possesso di palla ma attaccato dal giocatore del Prato, ritorna in possesso di palla ancora il Follonica con Cabiddu si ferma e dà la palla a Polverini a Mariotti si accentra, anzi no, scarica per Maggi stavolta è lui che si accentra e la dà a Cabiddu per Mariotti per Maggi ancora, Maggi ancora tenta un passaggio ma di facile intercettazione da parte di Poli per il Prato che va a fintare il tiro, la dà a Santoro. Questa era clamorosa. Sì, Santoro ha dato una palla ma fortunatamente Mugnaini ha respinto. Va ancora Cabiddu al tiro ma il portiere è pronto. Fallo del Prato e quindi questo è il replay, rivediamo. Tra l'altro il Follonica è a 7 falli e il Prato è a 3 falli e la situazione del Follonica comincia ad essere di quelle da monitorare dal punto di vista dei falli. Qui bisogna che la squadra si inventi qualche cosa, anche a costo di buttarla un po' in caciara come si diceva ai tempi, perché se no potrebbe farsi dura, perché il tempo scorre, c'è ancora tanto tempo ma siamo già nella seconda metà del secondo tempo, per cui insomma la strada è lunga, occorre calma e tranquillità, la partita è ancora lunga, sicuramente si può sbloccare per degli episodi, però comunque questo ormai possiamo dire, ce l'avevamo detto, avevamo giocato sul rosso e sul nero, questo è stato il leitmotiv della gara, questo lo possiamo dire. Esatto, e ripeto, per il Follonica 3 gol di Cabiddu, tutti e 3 gol uguali da una parte o dall'altra della posizione del campo, ma insomma Baldesi va al tiro, stecca alta del giocatore del Prato e l'arbitro aspettava a vedere se c'era il vantaggio, ma il vantaggio non c'era, quindi fallo a favore del Follonica. Rivediamo.
Rivediamo il tiro di Baldesi, la stecca alta del giocatore del Prato. E niente, Mariotti scarica per Fabbri per Cabiddu ancora alza la testa e la dà a Mariotti cerca di accentrarsi ma non riesce Mariotti ad accentrarsi, va quindi sulla fascia, alza la testa, guarda se c'è un compagno in area e lo trova forse in Polverini, ma decide di andare al tiro anche se contrastato da il giocatore del Prato, e quindi Fabbri non riesce a mantenere il possesso di palla e quindi il Prato ritorna in contropiede. Quindi Santoro per Baldesi per Poli per Baldesi ancora, Baldesi cerca di attaccato da Polverini e ora da Cabiddu, cerca di si libera della palla dandola a Santoro che la dà orizzontalmente scusate, a Poli che scarica per Capuano però la perde, allora è Cabiddu che va ancora al tiro, Cabiddu intercettato sempre da Baldesi controlla Polverini non trova nessuno spazio e quindi è costretto ad andare al centro, va Fabbri al tiro e per poco il numero 7 del Foloni riusciva a sorprendere il portiere, sfortunata nell'occasione diciamo l'Irion Follonica e il numero 7 Edoardo Fabbri. Ancora time out quando mancano 10 minuti alla fine della partita, il punteggio è fermo sul 4-3 per il Prato, 7 falli per il Follonia, 3 falli per il Prato. Si può pensare che Bernardini, l'allenatore del Prato, continuerà a chiedere le stesse cose ai propri giocatori e di non buttare via la pallina. Il Polverini sicuramente dovrà inventare qualcosa, i ritmi si dovranno sicuramente alzare nel finale di gara perché c'è da recuperare una partita, c'è da pareggiare e c'è da provare a vincere. Io penso che ora il Follonica alzerà ancora di più la difesa. Si riprende il gioco dopo il time out dei tecnici con la palla a 2, sulla pallina Mariotti e Baldesi. Vediamo che tutto pronto, fischia l'arbitro, si riparte il Follonica più svelto per tornare in possesso di palla con Fabbri per Cabiddu alza la testa, cerca un compagno libero, non lo trova e scarica per ancora dietro Fabbri. Cabiddu ancora per Fabbri, va tiro dalla distanza per Fabbri ma non riesce ad essere preciso e quindi contropiede, va Cabiddu, va in mezzo Cabiddu, aveva visto uno spiraglio e ci ha provato Cabiddu, mancato poco veramente per sorprendere il giocatore, il portiere del Prato, e il Prato ha avuto la sua occasione in questo momento, ma il Follonica con Mariotti mette in mezzo una palla, no anzi la porta dietro porta e riesce Baldesi a soffiare la palla del Follonica ma sbaglia e va il Follonica al tiro ancora con Cabiddu, ma il portiere respinge ancora una volta Onicosciali, lasciano il contropiede chilometri e meno male c'è Mugnaini che respinge il primo tiro ma non il secondo e si va a 5 per il Prato e 3 per il Follonica. Oddio. Ora per il Follonica si fa veramente tosta, nel momento di maggior sforzo il Prato colpisce in contropiede che nel secondo tempo pare essere anche svegliarsi anche in termini di precisione delle conclusioni. 5-3, 8 minuti, si gioca, l'importante è non perdere la testa, assolutamente non perdere la testa e continuare a giocare. Sicuramente perché diciamo non è una situazione che può essere tranquilla per i giocatori del Follonica non abituati anche loro. Follonica sta provando a creare le condizioni per un tiro dalla distanza, quando di Cabiddu, quando di Fabbri, e ha messo Mariotti che di solito gioca dietro in fase di smistamento davanti al portiere un po' nel tentativo di trovare delle deviazioni.
Tosta, questa partita si è fatta sinceramente più dura di quello che pensavo. Intanto il Prato che gira palla con Capuano da Poli scarica dietro per Baldesi che va al tiro e Mugnaini ancora si fa trovare pronto, respinge il tiro del giocatore del Prato, permettendo al Follonia di cominciare un gioco con Fabbri e Cabiddu. Va Cabiddu al tiro, è veramente come si direbbe a Luna Park, un tiro all'orso, perché tutti a tirare contro il portiere, ma il portiere è lì. Poi questa volta il tiro era anche un po' telefonato, insomma, vedete qua è partito da lontano, il portiere ha avuto tutto il tempo di prepararsi, infatti era fuori 1,5 metri dalla porta e non ha avuto grosse difficoltà a parare. E siamo qui, Follonica sta mettendo 2 uomini in linea davanti al portiere avversario e cerca il tiro e il blocco col Mariotti per Cabiddu, che appunto cerca di recuperare spazio per il tiro. Franco le sta provando di tutte nel corso di questa gara, ma insomma questo catenaccio pratese è fastidioso, non c'è niente da fare. Diciamo non è neanche fortunato, perché abbiamo visto ora l'occasione che ha avuto con Masini che ha intercettato l'assist del compagno, però la pallina si è alzata e ha scavallato la porta e via. Va Cabiddu ancora al tiro, Cabiddu va ancora al tiro e il portiere respinge, va in terra Cabiddu, stavolta si lamenta di un fallo ma l'arbitro non è dello stesso avviso e quindi il Prato con Baldesi continua a giocare, a portare la palla, attaccato da Masini, salta Baldesi, Masini in maniera semplice, ancora un assist per un altro giocatore del Prato, se non sbaglio l'altro Capuano, e niente di fatto. Anche in questa occasione, altra occasione per il Follonica, ancora un contropiede, ma questa volta non riesce il contropiede del Prato per intervento del portiere. Quindi Capuano ci sono lasciano molte disattenzioni difensive in questa parte di partita, Alberto, perché concedono non solo il contropiede ma anche degli assist che invece in altre situazioni non dovrebbero concedere. No, ma perché il Follonia si sta allargando tanto, anche guarda, si stanno perdendo le marcature, Baldesi è fuori, guarda, e in questo momento il Follonia insomma riesce a stare in partita grazie alla non tantissima precisione del Prato in fase spesso di rifinitura e ripeto, e anche la bravura di Mugnaini, perché la questione si fa veramente delicata. Però sono partite così, le partite contro le difese a zona passive sono così e dobbiamo abituarci a rivederle, non c'è niente da fare. Sono brutte, sì, facciamocene ragione. Intanto il Follonia ha provato in qualche modo con Polverini, va al tiro Polverini, però diciamo che oltretutto il Prato c'ha un buon portiere, perché comunque ha preso anche una palla ora ma i portieri si esaltano quando sono parecchio impegnati, entrano in gara e iniziano a parare. Anche qui non si scopre nulla. Questo tipo di partita qui, sono sincero, anche a me mi sembra un tuffo nel passato, è vero, ma tanto ripeto, c'è poco da fare, ti devi adeguare e devi penetrare in questa difesa, basta, finita lì la discussione. Anche questo è un 1 contro 1 e ora sta rallentando, guarda, qui è solo davanti al portiere, un'altra volta, è mica roba... ha perso la marcatura Mariotti, è andato via e fortunatamente per il Follonia non è riuscito a dare a segno il portiere, il giocatore del Prato, quindi ha permesso al Follonia di partire in contropiede, ma Cabiddu ha cercato la soluzione, la trova ora Mariotti, la prova anzi, e ancora nulla di fatto. Si riparte con Cabiddu per il Follonica, intanto i giocatori del Prato si sono schierati, va Polverini, cerca di saltare il giocatore, commette fallo, si va a 5 falli per
no, 4 falli scusate per il Prato e 7 per il Follonica, quando nel frattempo la panchina del Prato ha chiesto un time out quando mancano 4 minuti e 14 secondi alla fine della partita, con il Prato che conduce per 5 reti a 3 e niente, vediamo cosa inventa stavolta Franco Polverini per cercare di scardinare questa difesa. Polverino, allora, Follonica non fa cambi, non fa cambi, e anche il Prato mi sembra che non abbia cambiato la squadra, si continua così più o meno fino alla fine a questo punto, salvo eventi non calcolabili, per cui niente, il gol può venire da un momento a un altro, c'è da dare il massimo fino alla fine, perché tanto a questo punto 4 minuti alla fine, cuore arena, cuore arena, cuore arena. Vediamo se vince il cuore o se vince l'arena. Il pubblico inquadrato dal nostro cameraman Andrea Burgio, che fa vedere insomma le gradinate, non colme, ma insomma qualche appassionato c'è sempre. Ricordiamo che in regia oggi non c'è Leonida Romualdi, ma c'è Federico Malloggi, lo sostituisce diciamo egregiamente. Si riparte con il Follonica che cerca di trovare una soluzione con Polverini. Cioè, addirittura sono 4 in area, a volte i giocatori del Prato sono 4 in area, però cos'è? C'è niente da fare. Ora il Follonica sta giocando basso, ma Polverini ripeto, sfortunato il Follonica. Qui il portiere ha fatto una bellissima parata e si è ripetuto un'altra volta su Polverini. Però prima secondo me non l'ha parato, ma ha preso il palo Polverini, a mio avviso. Qui ha parato anche di casco. Il Follonica le sta provando in tutte le soluzioni, purtroppo concede degli spazi e viene stato punito in quello che tatticamente è stata la partita. Arriva il gol di Kabiddu, stavolta di qualità, ha fatto uno slalom tra 2 giocatori, poi prima di cadere a terra ha messo alle porte alle spalle del numero 10 del Prato. Bello, questo è un bellissimo slalom, una pregevole fattura, poi in tuffo la mette dove il portiere non la poteva prendere e il Follonica è a galla, diciamo, o stasera si può dire. Certo. È a galla grazie parecchio a Alberto Kabiddu. Certo, con 4 gol. Alberto, perché tutti ogni volta dice una cosa in più se la prendano, tutti ma chi se ne frega? No, assolutamente, io sono stato il primo ad elogiare Alberto Kabiddu perché comunque si è dimostrato anche oggi determinante per i risultati del Follonica. Ha fatto vedere anche che insomma non è solo dritto per dritto, come diciamo noi, come ci piace prenderlo in giro, tanto si sa che Alberto non se la prende, anzi semistorto. Alberto non se la prende, anzi resta comunque, è sempre sta al gioco, e quindi non è facile in questo ambiente trovare qualcuno che sta al gioco, ma la maggior parte se la prende, per quello che dicono. Se non sbaglio ha segnato tutti i gol Alberto, sì, giusto? Sì, 4 gol Alberto, tutti i gol Alberto, e uno slalom. 3 dritti per dritti e uno slalom. Bellissimo, bellissimo. Prima o poi uniremo anche qualche frase. Dopo lo intervistiamo Alberto, perché sì. sono contento, dopo ho visto l'intervista, ho visto la intervista di Sarzala che ha parlato più l'intervistatore di Alberto, allora lo voglio intervistare per sentire le parole sue. E si riparte comunque con il Prato. Ecco un'altra possibilità di contropiede per Kabiddu, che stavolta però non riesce a controllare bene la palla, ma anzi la porta via Capuano, attaccato da Polverini. Capuano, quando mancano 2 minuti e 40 secondi, il Follonica fa il possibile per arrivare almeno al pareggio di questa partita, che a livelli, appunto, come abbiamo già detto fin dall'inizio della telecronaca, a livelli di classifica o di altro conta veramente il giusto, però comunque a perdere non piace a nessuno, tantomeno. E si riparte ancora con Mariotti per Kabiddu. Kabiddu si va al centro, Kabiddu va al tiro, la palla va fuori la porta e si rimette in gioco con una palla alta.
sulla pallina Baldesi per il Prato. Capuano cerca un compagno in avanti, ma Mariotti è più celere, va a impossessarsi della palla e la dà a Cabiddu. Cabiddu ancora per Mariotti per Polverini. Un attimino di concitazione per uno scontro tra il portiere e il giocatore del Follonia, assolutamente fortuito, anche perché Lorenzo Masini tutto è fuorché un giocatore attivo. No, assolutamente no, un giocatore molto corretto, c'è un po' di contrasti di gioco, c'è la voglia di compenetrare nella lunetta avversaria, ma l'arbitro ha fatto bene a non prendere particolari provvedimenti. E poi la partita è stata correttissima fin qui, insomma, le squadre sono state veramente molto leali, per cui, insomma, non c'è bisogno di portarla su un piano che non serve a nessuno. Spendiamo due parole anche per Jacopo Mariotti, che comunque si è sempre dimostrato all'altezza del compito che gli è stato chiesto. Dico bene, Alberto? Ma io ho trovato il piacere, il piacere di poter essere in panchina in una partita col Salerno in sostituzione di Franco che era malato. Io ho trovato un ragazzo molto disponibile, un ragazzo molto umile, un ragazzo che ascolta, ma ho trovato veramente dei ragazzi molto ricettivi. Infatti i complimenti vanno anche a Franco, che comunque negli anni ha lavorato con loro. Ho trovato ragazzi anche molto educati, dico la verità, molta disposizione di un altro allenatore. Io veramente posso solo che fare complimenti per quella che mi è stata una piccola esperienza momentanea. Ricordiamo che Franco Polverini è riuscito a portare nella stagione 2023-2024 due squadre alle finali nazionali, l'Under 11 e l'Under 19, quindi diciamo tutto possiamo dire, ma che Franco non sia un tecnico valido assolutamente no. E Alberto Luisi ha portato in finale l'Under 13. Dire bene, Alberto? Sì, ma anche se non lo dicevi. Perché ci stava, scusa? Va bene. No, ricordiamo che il Follonica Hockey ha portato in finale delle giovanili 3 squadre su 4 che hanno partecipato ai campionati quest'anno, quindi l'Under 11, l'Under 13 e l'Under 19. L'Under 11 inizierà la settimana del 23 di maggio, mi sembra, a Camaiore il torneo, l'Under 13 il 30 di maggio a Castiglione e la 19 la prima settimana di giugno qui al Palazzo al Palarmeni. Quindi chiamiamo ovviamente i tifosi del Follonica, gli appassionati a venire a tifare una squadra ancora una volta all'interno del palazzetto, perché ricordando diciamo, l'anno passato quando abbiamo ospitato il campionato Under 13 e fortunatamente vinto dalla squadra di casa, è stato veramente il pubblico, è stato il più che è servito anche ai ragazzi. E si riprende con il tiro di Cabiddu dal centrocampo, si prova ancora con il fallo di Masini, che a mio avviso, se si può vedere il replay, non c'era perché è scivolato direttamente da solo, insomma, il portiere del Prato, ma insomma non so io a essere il giudice di gara, e quindi se l'arbitro ha deciso sì, è solamente giusto. Mancano soltanto 37 secondi alla fine della partita, risultato fermo sul 5-4. Nell'Hockey si può segnare anche l'ultimo secondo, però insomma la vedo un po' più complicata, anche se va via Mattia Polverini in contropiede, scambia con Cabiddu quando mancano 28 secondi e gli ultimi 28 secondi ci prova in tutti i modi Follonica con Cabiddu che cerca di far passare una pallina ma non riesce. Cabiddu, allora Mariotti va verso il giocatore del Prato a cercare di portare via palla, non ci riesce, riparte però qui c'è il fallo invece del giocatore del Prato quando mancano 4 secondi alla fine io ho la sensazione che in questo fallo l'arbitro abbia compiuto un errore. Bene per il Follonica, che potrà avere l'ultimo tiro a sua disposizione, ma a me il fallo sembrava a favore del Prato, se lo possiamo vedere a rallenti o nel replay. Come si dice? No, non lo guardiamo noi. No, ma chi se ne frega, non ci interessa giudicare l'operato dell'arbitro.
quindi non mandiamo mai le replay. pulci vanno fatte solo all'allenatore, non agli altri. Esatto, Bravo, esatto, bravo, esatto, bravo. perché gli allenatori sono pagati, gli arbitri invece no. Sì, ma Allora Mariotti, che non sa da dove batte perché si è fermato da una parte e invece si batte dall'altra, 4 secondi, quindi immagino che si vada subito al tiro e non riesce Mattia Polverini a prendere la porta e quindi il Folliren Follonica viene sconfitto per 5-4 dall'Hockey Prato. Delusione per i ragazzi di Franco Polverini, anche se diciamo hanno, a mio avviso, fatto il possibile e sono stati anche abbastanza sfortunati. Dai, ci sono state 3 o 4 occasioni che poteva andare un pochino meglio, però in realtà insomma il risultato è rimasto lì sul 5-4. è andata così, forse alla fine se avremmo dovuto scegliere il pareggio sarebbe stato il risultato Anche più secondo giusto. me, anche secondo Però me. il Prato è stato cinico, si è difeso, il Follonica non è riuscito mai a allungare con più di 2 distanze, è rimasto sempre in partita, ha colpito in contropiede, a volte anche in maniera cinica, e ci sta, sono le partite, bene che certi tipi di, se vogliamo, insegnamenti avvengano in partite che tutto sommato non contano molto ai fini della classifica. Salutiamo tutti quanti dal Palarmeni, vediamo il regista che ha fretta ad andare via e quindi non ha passato neanche i titoli di coda. Salutiamo tutti dal Palarmeni e un saluto a tutti da Cristian Moda e Alberto Aloisi. Al cameraman Andrea Burgio, lo dico io perché Federico non ha messo neanche le scritte, ora gli facciamo fare una ramanzina da Leonida perché mi sembra che se lo meriti. Un saluto a tutti.